La differenziata procede ad Agrigento tra nuove e vecchie regole per i mercatisti, per i vestiti vecchi e per Contrada Petrusa. L'assessore comunale all'ambiente Nello Amel continua quotidianamente ad essere impegnato su tutti i fronti per cercare di far migliorare il servizio e per arrivare, facendo una raccolta differenziata di qualità, a far decretare il risparmio sulle bollette Tari. Abbiamo messo in riga il mercatino del venerdì, dice Amel, i fruttivendoli hanno conferito l'umido e gran parte delle bancarelle ha differenziato. Abbiamo risparmiato, continua Amel, almeno 4.000 euro tra discariche e materiale da riciclare. La prossima settimana assicura andrà meglio. Nelle ultime ore, inoltre, cercando di garantire decoro e pulizia, Amel ha deciso: i cassonetti gialli per gli abiti usati saranno rimossi perché sono fonte di sporcizia, attraggono depositi abusivi e creano lo spargimento dei vestiti. E continua anche la bonifica delle mini discariche che tanti incivili, non soltanto agrigentini, però fanno sistematicamente fiorire sia nel centro storico che nelle periferie. Ed a proposito di periferie, tra quelle non servite c'è Petrusa. A partire da sabato, proprio lì, ha iniziato a sostare davanti all'Istituto delle Suore, spiega Amel, un camioncino dove si potrà conferire l'umido. Stiamo cercando un'area idonea per fare una piccola isola ecologica al servizio delle utenze di Contrada Petrusa. Mi dispiace per il disagio, commenta Amel, di questi giorni, ma le difficoltà sono tante ed improvvise. Dopo l'esperienza di sabato, anche questa settimana a Petrusa ci sarà, sempre nella stessa location, dalle 7.30 alle 10, un camioncino dove si potrà conferire l'umido versandolo direttamente nel cassone. E anche il cartone, la plastica, il vetro e l'indifferenziato. Vi aiuterà l'operatore, garantisce l'assessore Nello Amel.